Buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro Casa Tua, la rubrica web del circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Ci stiamo avvicinando alla conclusione delle stagioni 2021-2022, ma il calendario del circuito ERT è ancora molto ricco e tra tutti gli appuntamenti abbiamo scelto di dedicare questa puntata a una tournée che toccherà tanti teatri, appunto, La Tisana, Artegna, Palmanova e San Vito al Tagliamento. Lo spettacolo è Tre uomini e una culla e lo facciamo insieme ai protagonisti Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana. Benvenuti e grazie di essere nostri. Ciao. Grazie anche per aver ritagliato, per aver accolto il nostro invito e aver ritagliato del tempo durante le prove dello spettacolo, l'allestimento, insomma tutto il dietro le quinte. Ed è da qui che vorrei partire. Come sta andando il lavoro su Tre uomini e una culla? Qui parla il regista, Gabriele. Ma allora abbiamo mangiato un primo delizioso, veramente. Sì, anche le seppie non erano male. Anche il radicchio. Sì. Allora, guarda, è una ripresa, per quanto abbiamo fatto poche repliche, lo spettacolo era stato già messo in scena quest'estate, proprio al debutto nazionale a Borgio Verezzi, quindi lo stiamo rinfrescando, soprattutto stiamo rinfrescando la nostra memoria, perché siamo tutti e tre, e anche il resto della compagnia, reduci da una stagione dove abbiamo fatto altre cose. E ci siamo visti ieri, quindi in questa fase prevale, no, ragazzi, l'entusiasmo di rivederci, la voglia di ripartire. Anche il fatto che ci siamo raccontati cosa abbiamo fatto in questi mesi. Sì, esatto. Per me, non diciamolo troppo la produzione, però insomma stiamo... Esatto, imposto. In genere mi piace, ma ho trovato due abili e fedeli compagni creare un clima che poi predispone alla riuscita di una commedia di fatto. Siamo veramente orgogliosi di rifare questo grande successo, perché è un film che abbiamo amato tutti e abbiamo amato anche gli anni '80, in qualche modo attraversati senza scendere nei dettagli, e quindi siamo sicuri che anche il pubblico, il nostro pubblico in questo caso, tra qualche giorno sarà veramente pazzo per questi tre uomini e una culla. Infatti, in Tre uomini e una culla, portate in scena, interpretate tre amici scapoli incalliti, anche molto convinti, che vedono la routine stravolta dalla piccola Marie, appunto dalla culla. Ci potete presentare i vostri personaggi? Ma appunto siamo questi tre amici, Michel, Pierre e Jacques, vivono nello stesso appartamento, condividono una serie di interessi e di passioni che poi alla fine si riducono alle donne. Sì, fondamentalmente e alla voglia di viversela senza farsi troppi problemi, ma poi, come succede nei classici, in tanti altri classici del teatro e del cinema, questi tre personaggi vengono messi di fronte ad un imprevisto. In questo caso l'imprevisto è questa culla, questa bambina che gli viene lasciata a casa, che li mette di fronte anche a delle cose alle quali fino a quel momento non avevano pensato, tipo una responsabilità verso qualcun altro, tipo come gestire una situazione appunto mai neanche immaginata. Questo creerà sia dei momenti molto divertenti, speriamo, che dei momenti anche molto teneri, speriamo, perché questa bambina, che ovviamente non vedremo in scena, perché non possiamo mettere un neonato sul palco a meno di poi essere denunciati e arrestati, però insomma non ce l'abbiamo il neonato, ma grazie a delle trovate, devo dire, del regista, di Gabriele, molto efficaci, questo neonato ha una vita sul palco e crea tenerezza ed empatia nel pubblico. Almeno a Borgio Verezzi è stato così. Noi speriamo che questo miracolo teatrale si ripeta, che la gente creda alle disavventure comico-tenere di questi tre amici. E come vi sentite a portare in scena appunto un gruppo di amici? Voi che siete tre attori, vi conoscete, avete già lavorato insieme, come si crea l'alchimia sul palco? Beh, tanto ha fatto la regia, il modo, come diceva, di impostare di Gabriele, insomma, c'è molto, ci siamo aggregati, misurati in territori dove ci siamo un po' mescolati all'inizio, e questa convivenza aiuta, perché e soprattutto col ritmo, con la comicità, con l'essere d'accordo a tagliare e creare, a volte anche cambiare un po' i testi, le battute, cercare di mettere insieme così le nostre, credo, caratteristiche personali dentro questa casa, dove poi siamo comunque tre maschietti, quindi alla fine con piccoli conflitti e complicità sicuramente esce molta naturalità.
Sì. Ed è qualcosa che è importante che passi poi anche al pubblico per rendere questa storia che, lo dicevamo prima, è tratta da un film degli anni '80 e che adesso arriva a teatro. Come si lavora su un testo del genere, su una storia del genere, per portarla dallo schermo a dove c'è il pubblico di fronte? Ottima domanda, come si lavora? Guarda, come ben sai, perché ho avuto il piacere e l'onore di già fare un giro proprio questa stagione con una mia commedia, e ringrazio ancora tutti gli spettatori che hanno riempito i teatri, perché è stato un segnale per noi, una spinta fondamentale. Essendo anche un autore di commedia, ho naturalmente cercato di riaggiornare un po' il linguaggio, seppur già geniale, del film, perché c'è da dire che l'autrice, la regista originale del film, Colin Serrault, ha veramente fatto un adattamento teatrale proprio identico al film. Io ho cercato di aggiungere, diciamo, quelle cose che funzionano invece più in teatro e che avvicinano una commedia, pur lasciandola nella sua integrità, avvicinano a un pubblico che rispetto agli anni '80 è cambiato, e credo che siamo riusciti tutti insieme a trovare una cifra che accontenta gli appassionati del film, noi per primi, ma che restituisce a chi non conosce la storia una commedia divertente, tenera, romantica, e ripropone quelle atmosfere degli anni '80 che sono comunque molto divertenti, compreso una hit musicale davvero esaltante. Tutta una colonna sonora. Sì, anche un po' compilation, quindi si torna e tornano alla memoria tutte le hit francesi che conosciamo tutti ma non ce le ricordiamo. Quindi sì. Ci si sente un po', c'è anche un po' il fattore nostalgia che fa sentire bene in questi casi. Una certa generazione sì. E anche a chi non l'ha vissuta, comunque può apprezzare, anche chi non ha visto il film può apprezzare questa storia, questa commedia. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì, sì. Beh, come qualunque storia che viene raccontata. No? Infatti ricordiamo appunto le date della tournée, una tournée che parte per il circuito ERT dalla Tisana il 30 marzo, prosegue per 2 serate ad Artegna il 31 marzo e il 1 aprile, il 2 aprile sarete a Palmanova per concludersi il 3 a San Vito il Tagliamento. E ho una domanda insomma per ciascuno di voi, partirei appunto da te Giorgio, che spesso sei stato protagonista dei teatri del circuito ERT, tutti ricordiamo Figlio di un Dio minore, ma anche una maratona di New York con i teatri ancora chiusi più o meno un anno fa. Sappiamo anche che con la Tisana hai un rapporto particolare, un po' una città che ritorna nel tuo rapporto col Friuli. Sì, il primo spettacolo che ho fatto dopo la scuola di teatro era il Duello di Lavia e le prove erano appunto alla Tisana. E ricordo poche cose, ricordo che dormivo nell'hotel Duomo, si chiamava così perché stava di fianco al Duomo, cosa che abbiamo realizzato subito quando il primo scampanio ci ha svegliati alle 6 di mattina, quindi ho questo ricordo un po' traumatico. E invece molti altri bei ricordi con gli spettacoli che ho fatto qui, anche molti prodotti da artisti associati di Gorizia che producono, Walter Mramore e gli artisti associati producono questo spettacolo, che per quanto mi riguarda è un'incursione nella commedia, perché ne ho fatte, ma ne ho fatte poche, ho fatto più testi magari diciamo drammatici, quelli al teatrone, però invece la commedia è un genere che nella sua leggerezza, che non è sinonimo di superficialità, nella sua leggerezza in questo momento ci dà un respiro, ci dà anche una positività della quale c'è bisogno. Noi ci divertiamo molto a mettere in scena questa storia, poi nel momento in cui arriva il pubblico ci divertiamo un po' di meno, perché per far ridere gli altri si fa molta fatica, Gabriele Pignotta ci insegna, quindi noi ci divertiamo fino a un certo punto, poi subentra il lavoro e poi ritorna indietro la soddisfazione di vedere magari un pubblico, un teatro, una sala bella piena e contenta. Quello che ci auguriamo è che ha incontrato appunto Gabriele, lo citava prima, in questa lunga tournée con lo spettacolo Scusa sono in riunione, ti posso richiamare, che ha toccato veramente tante piazze del circuito ERT all'apertura di questa stagione. Che tipo di tournée è stata? Che tipo di pubblico hai trovato? Guarda, generosissimo, disposto e desideroso di divertirsi. Ricorderai, era l'inizio della stagione, quindi temevamo tutti, eravamo in piena pandemia, quindi temevamo tutti che questo pubblico fosse rimasto spaventato, e invece abbiamo trovato tutte le sale piene,
e un pubblico proprio generoso, grandissime risate, grandissimo divertimento, e quindi sono contentissimo di ritornare con questo altro progetto che, ricordiamo, è altrettanto forte ma completamente diverso, quindi offre un'altra alchimia e un altro tipo di atmosfera comica, e sono felice di farlo con questi due ragazzacci, perché in effetti noi tre veniamo da tre mondi completamente diversi, e ritrovarsi in un unico progetto portando questa eredità penso sia stato uno stimolo e un piacere per tutti e tre. Un bello scambio anche. E appunto, Attilio, abbiamo parlato tanto bene di La Tisana nella storia del pubblico friulano adesso. Noi come pubblico del Circuito ERT, diciamo, ti scopriremo con questa commedia. Tu che aspettative hai per questa tournée? Ma io sono sempre eccitato dalle cose nuove. In realtà abbiamo fatto Borgio Verezzi, è stato un successo, siamo stati, non per indorarci, però premiati come miglior spettacolo, la piazza era felice, quindi c'è l'eccitazione di andare avanti e migliorarlo, perché la meraviglia del teatro è appunto scoprire il pubblico che tipo di empatia ti dà, e soprattutto far ridere, come diceva Giorgio, è una sorta di aritmetica strana, non è sempre uguale. Quindi la sfida è cercare appunto di farmi conoscere, sperando di regalare sorrisi ed emozioni in questo luogo che io scopro da poco, ma che mi ha già incantato. Già Cormonza allestire qua è molto bello, un sacco di natura, si dilatano i tempi rispetto a noi che viviamo in una città caotica, quindi è così, con questo sospiro. Poi ci ha colto la primavera, capito? I ritmi dilatati, insomma, ecco, verrei più spesso, spero che sia l'inizio di qualcosa di più longevo. Beh, mi sembra un insieme di bellissimi auspici tra la leggerezza, ma anche un po' di sole, e di benessere, di stare bene, ritrovarsi a teatro con una commedia che, diciamo, farà ridere, farà della tenerezza, e probabilmente ne abbiamo tutti bisogno. Quindi mi sembra che abbiamo riassunto perfettamente il messaggio da dare al pubblico, se siete d'accordo. Sì, volevo solo ricordare il resto della squadra, perché lavoriamo molto in sinergia come una squadra, dove ognuno ha il suo ruolo fondamentale. Quindi ricordare Siddhartha Prestinari, Fabio Avaro, Malvina Ruggiano, Alessandro Marverti che ha fatto d'aiuto regia, tutta la squadra tecnica veramente incredibile, i costumi di Silvia Frattolillo, le scenografie di Matteo Soltanto, luci, fonica, tutti bravissimi professionisti che collaborano con questa grande casa che ci ha adottato, che è Artisti Associati di Gorizia, che guarda caso si trova qua. Quindi due squadre formidabili, una produttiva e una creativa, che spero sappiano e vogliano raccontare ancora tante belle storie. Certo, e per poterlo fare, appunto, ricordiamo l'ultimo pezzettino, appunto, le date della tournée dello spettacolo dal 30 Ricordacele anche a noi, che così ce le seguiamo. Dove andiamo? No, è importante, alla Tisana, vicino al Tagliamento, al mare, per cominciare, poi ci spostiamo ad Artegna con 2 date, per poi passare a Palmanova e a San Vito al Tagliamento per il circuito ERT. Tutte le informazioni sono anche appunto sul nostro sito www.ertfvg.it. Io ringrazio molto Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana, protagonisti di Tre Uomini e una Culla, per essere stati ospiti al Teatro Casa Tua. Grazie a voi, grazie. Vi aspettiamo. Grazie a tutti e a presto. Ciao.